Ultima assemblea del presidente di Confindustria Belluno Dolomiti per Lorraine Berton, che ha voluto questo appuntamento annuale in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in modo di poter parlare di imprenditoria al femminile. E questo, insieme alle Olimpiadi invernali del 2026, è stato il tema dominante dell'assemblea. È la mia ultima assemblea di Confindustria Belluno Dolomiti come presidente, per cui sono emozionata, emozionatissima. Una giornata dedicata all'impresa di essere donne. Noi ci raccontiamo, ci diciamo quello che succede, quello che desideriamo, che ci siano Olimpiadi forti e importanti. Adesso gli ultimi 12 mesi dobbiamo correre perché siano così, e poi l'impresa di essere donna, in modo che le donne nelle imprese abbiano gli stessi diritti, non di più, non di meno, dei nostri colleghi uomini. Mettere al centro della relazione del Presidente il fatto che comunque la donna può essere sicuramente a pari opportunità, dare un incremento addirittura del PIL del Paese del 12%, ovviamente è importante. Io credo, no, gli eventi che avremo con le Olimpiadi credo che daranno un grande margine di crescita a questi territori, che sarà fondamentale. Io credo che le Olimpiadi daranno ovviamente, oltre che la visibilità, ma daranno la possibilità alle industrie di crescere. Olimpiadi che potrebbero non essere più viste da presidente della regione da chi più di tutti le ha volute. Le Olimpiadi sono un'opportunità per portare a casa quasi 2 miliardi di euro di opere, che altrimenti non avremmo mai avute. Dopodiché le 3 università, Sapienza, Ca' Foscari e Bocconi, ci dicono che avremo almeno 1,5 miliardi di PIL in aggiunta, e poi c'è un effetto trascinatore di tutto quello che è l'effetto Olimpiadi che non sappiamo misurare. Consideri solo che avremo 3,5 miliardi di cittadini del mondo che vedranno le Olimpiadi, consideri solo che comunque c'è un'attenzione che è unica rispetto a questo evento, quindi mi sa che veramente ce le ricorderemo, direi in maniera ancora più importante di quella del 56. Le Olimpiadi saranno nel 2026, ma da qui a lì ecco come Confindustria traccia la linea. Le sfide sono quelle della produttività, è una sfida che non possiamo vincere insieme, non può vincere l'Italia, c'è di nuovo bisogno di interpretare l'Europa in modo unitario.